Ancora una segnalazione di Mare Amico, che stavolta scova un fiume creato con gli scarichi fognari non depurati, ma di cittadini che pagano la depurazione. Secondo il Sole 24 Ore ad Agrigento la capacità depurativa è al 90,7%, ma tutti sanno che questo è un dato infondato, sottolinea l'associazione ambientalista. Basta osservare il nostro mare, i nostri fiumi, i tanti depuratori sequestrati dalla magistratura per capire che si tratti di una bufala. La verità è che ci sono interi quartieri senza fognature, anche se ufficialmente tutto risulta regolare, in modo tale da giustificare la richiesta in bolletta della quota depurativa. L'ultimo caso riguarda un fiume di fogna proveniente da quartieri che pagano regolarmente la depurazione, che invece viene scaricato a vallone senza alcuna depurazione. Tutto questo accade in un'area del centro di Agrigento. In questa zona, negli scorsi anni, Girgenti Acque, che gestisce il servizio idrico integrato, aveva realizzato una condotta fognante per raccogliere le acque reflue della via Cicerone, Papa Luciani, via Ragazzi del 99 e parte di via Emera. Purtroppo queste acque, invece di avere come ricettore finale un depuratore, vengono scaricate a vallone, racconta Mare Amico. Questo fiume di fogne, facendosi strada tra le vegetazioni, arriva prima al fiume Ipsis, poi nel fiume Acragas e quindi nel mare di San Leone.